100, ma forse anche di più, i trattori che hanno sfilato lungo il centro di Rovigo. Questo è Corso del Popolo, da questa mattina una sfilata infinita di trattori e di agricoltori che suonano i clacson e manifestano per far sentire la loro voce, e hanno avuto anche un incontro in prefettura per dire quelli che sono i punti centrali di questa protesta che sta animando tutta Europa. Non ho un numero esatto, ma penso vicino ai 500, 400, non lo so adesso, però ce ne sono tanti. Rovigo è bloccata, cosa fate? No, non vogliamo bloccare, è una manifestazione assolutamente pacifica. Certo non ci aspettavamo, perché l'idea è nata 6 giorni fa, non ci aspettavamo una partecipazione così. Segno che il disagio è tantissimo e che la gente sta apprezzando quello che facciamo. Oltretutto vedo anche i cittadini che abbattono le mani, quindi credo che non ci vogliono male, ecco. La situazione la vede anche lei, oggi è una manifestazione pacifica per manifestare tutto quello che è il problema del reddito nelle campagne. Io della provincia di Rovigo, di Canaro, ho un'azienda agricola che mio padre mi ha trasmesso e cerco di portarla avanti, però stiamo incontrando tantissime difficoltà di bilancio, non riusciamo ad avere un bilancio positivo, il nostro bilancio è piatto. Le spese aumentano, i guadagni sono piatti e soprattutto, io voglio aggiungere al collega, siamo sommersi di burocrazia. È arrivata la deroga dall'Unione Europea, dalla Meloni, soldi sul PNRR, è abbastanza? No, perché alla fine non ci facciamo niente di altri soldi per andare a acquistare macchinari che poi non riusciremo a ripagare con i costi che non ci sono i ricavi, non ce ne facciamo niente del PNRR. Polesine, che è il cuore produttivo dell'agricoltura italiana, chiudono le aziende qui? Sì, chiudono perché purtroppo, mancando i redditi, di conseguenza si chiude, e tanti agricoltori sono in balia della mancanza della liquidità poi per sostenere le annate successive come quella che stiamo iniziando adesso, e di conseguenza noi cosa diciamo alle nostre associazioni di categoria? Battetevi perché qua mancano i soldi. Quindi governo, Europa, ma anche le associazioni di categoria? Sì, spero che questo sia un messaggio importante, che arrivi proprio nel cuore delle associazioni, affinché queste ci difendano come dovrebbero difenderci. Quando suo papà le ha lasciato questa azienda, si immaginava che sarebbe stato qui in mezzo a questa folla di trattori? No, non immaginavo, è nata spontaneamente con WhatsApp, non abbiamo avuto le associazioni che ci hanno supportato, ma abbiamo avuto tutti gli agricoltori, anche quelli che non sono venuti, che ci hanno messaggiato e sono con noi. E soprattutto la città di Rovigo, un entusiasmo, sembrava che passasse il Giro d'Italia, è una cosa meravigliosa che non avevo mai visto.